Buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione di Friulandia, lo sport allenatori. Questa sera parleremo di calcio, come facciamo ogni settimana, ma parleremo e toccheremo soprattutto un argomento sociale molto importante. Per cui vi invito, diciamo, anche a seguire la seconda parte. Intanto nella prima parte abbiamo come ospite Gianni Miani, che è il presidente dell'associazione Fulmicotone, e naturalmente la nostra Martina. Buonasera. Gianni, intanto buonasera. 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 Il vostro è un nome alquanto particolare, no? Fulmicotone. Da cosa nasce? Diciamo, chi ha avuto questa idea di dare questa denominazione? L'idea l'ha avuta il primo mio predecessore, che è Gigi Fabris, che era diciamo, presidente fino a 10 anni fa, e lui l'ha avuta pensando a una squadra che riuscisse a fare, fosse esplosiva praticamente, molto veloce anche, no? Cosa che all'inizio era anche vera, adesso un po' meno, diciamo. D'altronde l'età avanza un po' per tutti, esatto. quindi chiaramente dalla forza esplosiva. Nonostante qualche ricambio, ma purtroppo l'età avanza e le conseguenze non sono più quelle. Insomma. Voi avete però, diciamo, siete da moltissimi anni sulla scena amatoriale, no? Sì. C'è un elisir, un segreto che avete per mantenere questa longevità sportiva? Diciamo che con qualche ricambio, comunque il segreto è che siamo un gruppo di base più o meno sempre quello, no? E che giochiamo per divertirci a prescindere dal risultato. Ultimamente ci aiuta molto questo, ecco. E lo fate in un campionato amatori della Lega Calcio Friuli Collinare, dove non ci sono tesserati. Secondo te la formula di questo campionato è corretta, o secondo te ci potrebbero essere delle migliorie in questo? Diciamo che, ecco, rispetto ai tesserati, ok, la miglioria che auspichiamo, ma è una cosa un po' di parte evidentemente, è che si innalzi la soglia dell'età minima, no? Cioè sarebbe opportuno, secondo noi, almeno i 30 anni, perché così almeno le squadre sono un po' più equilibrate. Questa è giusto così un'idea. Il vostro credo, diciamo, è giocare per divertirti, come dicevate prima di tutto, sì. Ma se non arrivano i risultati, riuscite a mantenere il gruppo solido lo stesso, oppure c'è, diciamo, qualche... Allora, i risultati quando sono negativi, quando quelli negativi sono episodici, diventa abbastanza gestibile. Quando, come ultimamente, sono abbastanza ripetitivi, comincia a essere un po' più complicato gestirli, però li stiamo gestendo perché quest'anno siamo arrivati, alla prima fase siamo arrivati penultimi, perlomeno. Infatti adesso stavo proprio guardando la classifica, e la classifica dice che siete arrivati nella penultimi con 6 punti in 12 sì. partite, 44 gol fatti e 77 subiti. Quindi dovete lavorare un po' sulla fase difensiva, sicuramente, diciamo. Sicuramente. Ma diciamo, rispetto allo scorso anno avete portato delle innovazioni tecniche, cioè avete cambiato qualche giocatore, oppure siete rimasti... No, rispetto all'anno scorso ci sono in realtà 2 amici nuovi che però ovviamente arrivando da realtà diverse, da diverso tempo che erano fermi, hanno bisogno un po' di entrare nel contesto della squadra, nel gioco di squadra. Avete giocatori, diciamo, che hanno giocato in precedenza con federazioni, quindi hanno, diciamo, delle esperienze a livello dilettantistico, oppure siete proprio un gruppo di amici che non hanno mai giocato e che si diverte, diciamo così, giocando a calcetto? Ma, diciamo che siamo eterogenei, per cui diversi, più della metà, hanno giocato in con vari contesti, diciamo anche a livelli anche buoni. I più vecchietti, diciamo, no? Perché partiamo dal più
Vecchietto, che è il portiere, che però con la classe 49 che si ritrova è anche uno dei nostri... Facciamo il nome anche. Ecco, Nino Bruno, presumo che lo conoscano in molti perché fa anche l'allenatore dei portieri del calcio a 11 a Fagagna, e quindi è una persona ben conosciuta. E più dopo c'è anche Dosso Lorenzo, che ha giocato, che è più giovane relativamente, no? Ma ha giocato anche lui a livelli grossi del calcio, e poi ce n'è anche altri a scendere con l'età. Ci sono alcuni che proprio si sono inseriti nella nostra squadra con minime esperienze, però bene o male tutti, insomma, qualcosa prima hanno fatto. Ecco. Bene, lasciamo riposare un attimino Gianni e lanciamo il servizio dedicato sempre a una partita del campionato amatori. Il servizio è di Gianni Maldera. Siamo con il capitano del Pura Vida Caffè, Masotti Massimo. Massimo, è andata male, però fino all'ultimo ci avete creduto nonostante il risultato fosse passivo a pochi minuti dalla fine. Abbiamo compromesso all'inizio con un primo tempo inguardabile, poi un inizio del secondo tempo con 5 gol di scarto, e poi era obiettivamente difficile anche l'esiguo numero oggi delle persone presenti. Ci abbiamo provato fino alla fine, è andata male, pazienza, ma hanno meritato anche... Molto bravo il loro attaccante e ancora più bravo il portiere, è stato molto bravo. Siamo con il goleador Giancarlo Sponga del Bild. Quante reti? 6 reti se non sbaglio? No, 6, sembra di sì, 6. Benissimo, senti, a parte gli scherzi, parlavo appunto col capitano della squadra avversaria fino a pochi minuti fa, anche lui è autore di una buona partita molto in bilico fino all'ultimo, nonostante ci fosse stato un risultato, un vantaggio molto cospicuo a favore vostro, però cosa è successo? No, siamo partiti bene, eravamo andati più 5, poi c'è stato un calo di forma, siamo in sovrappeso, dopo c'è stato un calo, sono stati bravi loro, comunque è stata una bellissima partita. Hanno avuto anche sfortuna con diversi pali loro, quindi diciamo un pareggio secondo me ci stava tutto. Rieccoci in studio. Gianni, durante voi siete quanti? 10-12 anni che siete sulla scena amatoriale, no? Sì. In questo lasso temporale ci sono state delle persone che hanno lasciato il segno e che hanno, diciamo così, identificano un po' quello che è il Fulmicotone nella sua storia? Beh, sicuramente il presidente che mi ha preceduto, perché è stato quello che ha fondato la nostra associazione e che oltre al nome ha diciamo, creato lo spirito che continua a contraddistinguerci, no? Cioè un gruppo di amici che si trova per una comune passione che è il calcio, ma anche che si trova bene a stare assieme in amicizia, a prescindere, come si diceva prima, anche dal risultato. E quindi diciamo che oltre a lui, che era stato la base, poi ci sono, li avevo nominati prima, diciamo i componenti storici sono appunto Nino Bruno, che è il nostro mitico portiere, Lorenzo Dosso, come anche Grillo Luca, che fra l'altro gioca anche nel campionato a 11, di calcio a 11, poi c'è Zuliani Gianfranco, che anche lui raramente ma gioca nel calcio a 11 con il Bressa, e poi c'è Gianni Pandolfo, diciamo che gli elementi storici, diciamo, no? Probabilmente ho dimenticato qualcuno, ma negli anni poi c'è stata qualche minimo ricambio. Quando ti vedranno. Quello sicuramente, esatto. A prescindere, esatto. Direi. E Martina, hai qualche curiosità invece da chiedere al nostro Tra le ospite? compagini del vostro campionato, chi pensate che abbia le carte in regola per vincerlo? Beh, del nostro campionato, fra le più forti ci sono sicuramente, diciamo, della prima fase era sicuramente se non ricordo male, Moby Dick, giusto? Sì, Pizzeria Moby Dick. Pizzeria Moby Dick, poi perlomeno
quando ci abbiamo giocato contro, poi a prescindere da come è andata forse poi il la Baffo, insomma, che classifica, poi il è una delle Baffo squadre, no, è il più Baffo, quotate in assoluto però nel quelle che ci hanno campionato. impressionati, ecco, dopo a prescindere da come poi è andato, bisogna vedere la seconda fase adesso come va, no? Senti, la vostra squadra si è distinta in passato anche come fair play. Tu pensi che la Lega Calcio attraverso le sue regole faccia bene a percorrere questa strada? Cioè dare l'indicazione di seguire correttezza, fair play? Assolutamente sì, perché specialmente con l'ingresso di molti giovani abbiamo notato che le squadre più anziane, per quello che è la nostra esperienza, sono quelle che in genere hanno maggiore fair play. Quelle dove la percentuale di giovani è maggiore, alle volte un po' meno, ma anche qua dipende, perché ad esempio il Rivignano stesso, senza far nomi, è una delle squadre che è molto giovane, però è una di quelle dove il fair play nei nostri confronti è stato il migliore, diciamo, o fra i migliori. Un po' di educazione sportiva, un po' del loro vissuto, no? Però, ecco, esatto, dipende anche dall'impostazione che gli è stata data, però sicuramente come idea è più che doverosa perseguirla. Perfetto, bene, siamo arrivati alla fine, salutiamo Gianni Miani, ringraziamo della sua presenza, facciamo un bocca in lupo per il campionato e diamo spazio ai nostri inserzionisti. Rieccoci in studio, buonasera. Abbiamo cambiato gli ospiti, come vedete abbiamo Alessandro Parisotto e la signora Maria Luisa Tomizza. Con loro parleremo non di sport, o perlomeno è correlato, ma di associazioni no profit e di alcune iniziative che attraverso l'OCSEN, il Comitato Sportivo Educativo Nazionale, queste persone poi andranno a perseguire. Alessandro, lei è referente XEN per le associazioni no profit, qual è il suo ruolo, diciamo, in questo contesto? Beh, io praticamente con l'OCSEN e anche con altre associazioni individuiamo le problematiche all'interno, diciamo, in Etiopia soprattutto, individuiamo le realtà da aiutare e successivamente creiamo dei bandi per far sì che la regione ci possa dare dei finanziamenti. Quindi siete dei liberi cittadini sostanzialmente? Sì, siamo un gruppo di cittadini. Un'associazione propria, cioè siete liberi cittadini, esatto, che contribuiscono in questo modo, cioè cercando dei contributi sostanzialmente. Sì, in realtà siamo un gruppo appunto di cittadini che in realtà non è un'associazione, ma lavora per più associazioni. Invece la signora Maria Luisa dicono che lei sia una delle guide spirituali di questi progetti. Qual è la molla che l'ha spinta a impegnarsi verso questa strada? Io sono nata ad Addis Abeba perché mio padre era giù per lavoro e tante cose, così che io ho vissuto lì, ho studiato lì e mi è rimasta dentro questa terra. Da tanti anni ormai che è in Italia. Appunto, ho fatto la mia parte, ho dato la mia parte della vita all'Italia, ho lavorato, adesso che sono in pensione, cioè il momento in cui sono andata in pensione ho pensato bene di realizzare qualcosa. Quindi lo stimolo per aiutare l'Etiopia è proprio per un vissuto personale. Un vissuto personale, dopodiché sono andata, ho visto delle realtà, e da lì è partito il tutto. Alessandro, quali sono i progetti che avete già realizzato e quelli che state perseguendo? Abbiamo realizzato 3 progetti, uno sanitario per il Menelik General Hospital di Addis Abeba, uno per il Debre Tabor Hospital nella zona nord dell'Etiopia e abbiamo fatto un terzo progetto educativo, cioè abbiamo fatto costruire un plesso scolastico a Debre Zeit. E in questo momento stiamo affrontando un nuovo progetto che riguarda invece questo centro di riabilitazione per bambini cerebrolesi, gestito dal diciamo, il gruppo evangelista etiopico e diciamo, con loro adesso affronteremo il nuovo progetto per i bambini. Questi progetti qua da chi sono stati finanziati? Possiamo fare nomi oppure? Sì, no, sono finanziati, diciamo, noi creiamo dei bandi regionali, finora non abbiamo chiesto soldi ai privati,
ci sono dei fondi regionali, europei e regionali, e si chiamano fondi per la cooperazione decentrata. E quindi sono accessibili a tutti? Alle associazioni, diciamo, a determinate associazioni che possono avere diciamo, una possibilità di affrontare delle cose internazionali. Ma devono presentare un progetto? Un bando, esatto. Si progetta un bando, è come una gara, però sono microprogetti. Fondamentalmente l'Europa diciamo, sta gestendo la cooperazione, a parte le grandi organizzazioni, ok, ma tramite microprogetti, progetti a basso budget che però possono essere indirizzati precisamente verso un singolo progetto e gestire il denaro per almeno il 90% dedicato totalmente diciamo, al progetto e non all'organizzazione. Okay. Quindi siete tutti volontari, nessuno percepisce Esatto, diciamo, dei compensi per le prestazioni che offre? No. Signora Maria Luisa, come reclutate i volontari per queste, chiamiamole operazioni, per questi aiuti? Allora, io ho iniziato tra amici, tra persone cui si sono interessate anche loro a questi progetti, a darci una mano in tutti i sensi, dalla parte, non so, di un trasporto, degli oggetti, delle... Sì, non solo denaro sostanzialmente. No, denaro no. Denaro proprio no. No, fondamentalmente è più interessante avere diciamo, degli aiuti logistici, no? Cioè magari il camion che ci serve per trasportare i letti, allora magari ce lo dà gratis quel sabato, allora trasportiamo il magazzino gratuito. La parte operativa sostanzialmente. Sì, esatto. La parte veramente operativa. Queste cose. Bene, ci fermiamo un attimo, noi solitamente lanciamo dei servizi sportivi, quest'oggi conosceremo un arbitro, per cui lanciamo il servizio. Siamo in compagnia di Aaron Del Mestre, neo arbitro appena sfornato dai corsi della Lega Calcio Friuli Collinare. Buonasera Aaron. Buonasera. Prima di tutto, che cosa ti ha portato a decidere di fare l'arbitro? Ma in primo luogo, diciamo, il primo motivo è stato un mio grande infortunio nel campo di gioco in una partita di calcio a 11 e questo mi ha portato alla decisione di mollare il calcio giocato ed intraprendere quindi una, tra virgolette, carriera di arbitro. E in secondo luogo è stata la spinta di mio padre, che già fa parte di questo mondo, è già un arbitro della Lega, ed è stata una cosa in più che mi ha invogliato a entrare a fare parte del movimento, e poi la mia più grande passione di sempre, ovvero il calcio in sé. Come ti è sembrato il corso di formazione? Ma il corso di formazione mi è sembrato ben organizzato, anche se a mio modesto parere in tempi un po' brevi, ben curata la parte di regolamenti calcio 5 e calcio 11 e un po' meno, o meglio un aspetto che secondo me è da gestire diversamente è quello della parte normativa, spiegata un po' troppo in maniera tecnica e andava forse secondo me spiegata in maniera più accessibile a tutti, anche perché all'esame io mi sono trovato un po' in difficoltà. Certo. Sei un ragazzo giovane, quindi sicuramente hai una compagna. Sì. Che si chiama? Consuelo, che la salutiamo anche noi sicuramente. Cosa ne pensa Consuelo di questa tua decisione di entrare nel mondo arbitrale? Ma partiamo dal presupposto che lei non piace a lei il mondo del calcio, però mi è sempre appoggiato nelle mie scelte, sa che è una mia grande passione e sa che la faccio appunto con molta felicità e mi porta molte soddisfazioni, e quindi sicuro è contenta e mi appoggia, insomma. E come vedi il tuo futuro nel mondo arbitrale? Ma io sono uno che quando decide di fare una determinata cosa la fa per bene, metto tutto me stesso e cerco di farla il meglio possibile. E sinceramente spero innanzitutto che vada bene la prima partita, quello d'esordio, anche per rompere un po' il ghiaccio, e poi spero con l'andare del tempo e con l'acquisizione di una determinata esperienza di arbitrare partite con
determinati valori in campo anche con una certa importanza. Questo è l'augurio che ti faccio anch'io personalmente, anche perché sicuramente esordirai nel mese di febbraio, dove il ghiaccio sarà da rompere sul serio. Cosa pensi della Lega Calcio Friuli Collinare come movimento? Ma anche se sono entrato da poco, un mio parere è che la vedo come un'ottima associazione ben organizzata a livello totale e soprattutto che ti permette di fare calcio puro, senza aspetti di denaro, senza sotterfugi vari, ma con il vero valore di giocare a calcio. E nei regolamenti di gioco, ora che li hai appena studiati e li conosci, cambieresti qualche cosa? No, secondo me i regolamenti sono tutti ben strutturati. L'unica cosa che secondo me si potrebbe vedere e non porterebbe nessun disagio in una partita, in particolare di calcio a 5, è quella del retropassaggio del portiere, che a mio modo di vedere, se si mettesse fisso, ovvero che il portiere può ricevere la palla indipendentemente da chi la tocchi e quante volte vuole, non porterebbe nessun grosso cambiamento nella dinamica di gioco del calcio a 5. Rieccoci in studio. Martina, Sì. hai qualcosa da chiedere? Volevo chiedere appunto, ma quindi chi volesse appunto entrare in questa associazione, come può farlo? Cioè, come può proporsi, nel senso... Esatto. Allora, le due associazioni con cui noi stiamo lavorando e che anche tra di loro insomma, sono l'ALEF, l'associazione di lavoratori emigrati friulani, cioè era nata per aiutare gli emigrati friulani, no? E successivamente ha iniziato a affrontare dei discorsi invece per gli immigrati. E in questo caso soprattutto per quest'ultimo progetto l'Oxen Friuli, cioè tramite l'Oxen secondo me quindi si diciamo può contattare il sito dell'Oxen, esatto, si può avere contattare direttamente l'Oxen, riguarda... poi tramite l'Oxen, tramite il presidente avremo diciamo le relazioni. C'è molta diffidenza però, no, in queste associazioni che predicano bene e magari razzolano male. E allora, cioè, come avete voi la sicurezza che questi fondi che voi portate e che mandate arrivino poi a destinazione? Avete cioè dei riferimenti sul posto privati oppure delle istituzioni con cui collaborate? No, noi praticamente dal primo progetto abbiamo creato un memorandum of understanding, un agreement, cioè un accordo tramite la cooperazione italiana presso l'ambasciata. Quindi prima fase siamo andati in ambasciata, ci hanno insegnato la burocrazia, perché poi il problema vero è la burocrazia. In questo caso abbiamo creato questi memorandum e lavoriamo o con gli Health Bureau, i Regional Health Bureau, cioè gli istituti regionali di sanità dell'Etiopia, oppure con le amministrazioni comunali o educative. E quindi non abbiamo riferimenti personali. Sì, quindi diciamo ci sono delle istituzioni, sì, esatto. e ogni codificato secondo un percorso già prestabilito, sì, che abbiamo, diciamo, e che è visibile a tutti, nel senso che se uno vuole avere delle informazioni può averle anche in determinate sedi. Cioè, anzi, secondo me la logica è la logica che adesso si dice molto open source, cioè nel senso noi abbiamo creato questo memorandum of understanding che abbiamo visto è un accordo molto flessibile che puoi usare sia con l'associazione pubblica, sanitaria, eccetera, scusate, che anche con le amministrazioni pubbliche direttamente. E quindi, no, prego. E quindi noi siamo anche disposti a darlo ad altri, cioè a dare la nostra esperienza ad altri. Sì, Questo secondo me può essere più interessante, cioè cercare, perché sono piccoli progetti, però questi piccoli progetti dovrebbero creare un metodo. Volevo aggiungere una cosa, come mi dicevate nella pausa appunto, volevo sottolineare il fatto che comunque c'è tutto visibile perché appunto chiedete fondi alle regioni e quindi è tutto segnalato, perché nell'ignoranza comune si sa. Sì, no, esatto, cioè noi rendicontiamo quadrimestralmente alla regione quello che facciamo, i progetti sono annuali. Sono microprogetti annuali, ogni 4 mesi rendicontiamo, alla fine c'è la rendicontazione economica perché in effetti sono fondi regionali e noi dobbiamo rendicontare a loro di quello che abbiamo fatto. Ultima cosa, noi quando arrivano ad esempio i container andiamo lì. Ultima domanda, che sensazioni dà dare una mano al proprio paese, signora Tomizza?
È inspiegabile, è una soddisfazione grandissima, come anche quando abbiamo portato giù i letti, piangevano queste persone, erano i letti che avevano Cioè, quello che per noi ancora magari dal sembrano delle 1800, trovarsi dei letti anche proprio per il personale infermieristico con delle ruote che potevano spostarli e così agevolmente. È vero, Sono delle cose, diciamo, Alessandro, è stata una indescrivibili. cosa, no. Devi solo provare in quel momento, non puoi. Bene, sarebbe moltissimo ancora da dire perché purtroppo diciamo, c'è molto no, c'è da approfondire anche da un punto di vista sociale, no, per quello che concerne la parte legata poi a questi paesi. Per cui purtroppo però il tempo stringe, noi dobbiamo salutarvi, vi invitiamo naturalmente a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Friuli Venezia Giulia Sport Channel e buona serata a tutti.